Allora, rapidamente direttore la parola, poi giustamente come diceva fuori onda, tra i vari temi c'era anche la messa in sicurezza del territorio, accenniamo anche a questo perché approfittiamo anche della presenza dell'assessore. Anche perché parlando di casolari un tempo andava di moda, adesso uno è difficile che abiti con le attuali situazioni di sicurezza in un casolare isolato, quindi c'è anche un mercato dell'edilizia che include una probabilità di maggiore sicurezza nella nuova abitazione rispetto alla prima. Dovremmo parlare di legittima difesa, ma apriamo un altro fronte. Sì, no, ma conviene, non è igienico. E dal punto di vista, torno agli insediamenti produttivi, che è uno dei temi di un Veneto produttivo. Noi abbiamo un numero di aree artigiane, industriali, attrezzate, chiamiamola così, che è abnorme, che sono frutto di una spontaneità che si è per decenni sommata di crescita, dove c'era l'orgoglio di ciascun comune di tenersi un'unità produttiva, una specializzazione, un comparto, e però ha provocato tantissime, nella provincia di Treviso abbiamo recentemente indagato 1000 aree produttive, medie, medio-grandi, medio-piccole. Aree artigianali, ogni microcomune ha la sua area artigianale. Siccome adesso arriviamo a condividere, e in questo senso anche un invito alla Regione, una logica, c'è questa formula della PEA, ma in ogni caso di aree che hanno una concezione integrata fin dall'origine o nella riconduzione di più aree in aree più omogenee, in cui si mette assieme l'aspetto costruttivo, l'aspetto abitativo, l'aspetto dell'autonomia energetica, l'aspetto della convivenza, dalla mensa al resto, cioè fin dall'inizio si immagina cosa può capitare in quell'area e gli si dà nel modo maggiore possibile un'autonomia senza dover aumentare le interazioni di chi sta in quell'area ma deve raggiungere per un'altra cosa un'altra area, oppure deve attivare una centrale di produzione di energia, mentre l'utilizzo degli scarti o altre cose potrebbero dare autonomia a quell'area produttiva. Noi dobbiamo mettere mano in questo Veneto non solo agli abbattimenti necessari alle riqualificazioni dei capannoni, ma anche un nuovo modo di interpretare l'area industriale o l'area produttiva integrata, senza neanche più tanta vivibilità, insomma, dai. In termini di vivibilità e di autosufficienza energetica, e ovviamente autosufficienza ambientale. È un insieme di fattori che fanno parte sempre di questa sfida culturale che non procede se non procedono le componenti più responsabili, a partire dai professionisti, costruttori, normatori, comuni con i regolamenti edilizi fine dei califati, eccetera, eccetera. Quindi bisogna metterci in questa sfida condivisa. Solo una battuta del professore, c'è lo strumento nazionale normativo di supporto a quanto si è detto? Ma diciamo che complessivamente mai come in questo momento abbiamo così tante frecce al nostro arco, perché abbiamo, soprattutto anche con l'ultima finanziaria, un compendio di detrazioni fiscali e incentivi. Anche nell'ultima finanziaria, quindi? Sì, assolutamente, anzi in alcuni casi sono state rafforzate le azioni. E in più, oltre a questo, quindi abbiamo degli strumenti regionali, eccetera, che si sommano ad un costo del denaro bassissimo. Mai come in questo momento abbiamo il costo del denaro così basso e quindi la possibilità di accedere a finanziamenti, di accenderli in qualche modo. E poi abbiamo un'altra voce sulla quale bisognerebbe forse dedicare una trasmissione intera, che è quella della grandissima liquidità che c'è nelle nostre banche e che non viene utilizzata. Cioè noi in questi anni di crisi abbiamo avuto un aumento dei depositi bancari, quindi non è che il tessuto, cioè si è impoverita un po' l'economia produttiva, ma in realtà i depositi bancari sono aumentati. Noi abbiamo delle aree dove abbiamo grandissime liquidità e questa liquidità oggi dobbiamo decidere se tenerla sotto il materasso, nascosta, perché non vogliamo utilizzare, perché abbiamo paura, o se pensiamo che invece queste modalità di intervento diventino delle occasioni interessanti e utili. Siamo noi che dobbiamo decidere, non c'è più qualcuno che dall'alto ci dice ecco questi sono 2 miliardi, fai gli investimenti, questi sono 100 milioni, fai gli investimenti. C'è l'aspetto che comunque rimane, che ricordo sempre, parlando con le persone emerge un minimo, che è la tassazione.
cioè la seconda casa, che dir si voglia, non è che sia così leggera dal punto di vista economico, ha delle tasse molto pesanti. No, ma attenzione, perché questo non è più un investimento, per cui tanti guardano all'estero. Oggi le possibilità, cito semplicemente il fatto della possibilità di cedere a qualcun altro i benefici fiscali di un incentivo, di una detrazione che io posso avere per gli interventi che faccio. Cioè addirittura se io, bontà della mia magari lavoro eccetera, no? Cioè a causa, voglio dire, no? Io sono magari pensionato, anche con la detrazione fiscale non potrei avere una detrazione, cioè non posso godermela la detrazione, perché in realtà così io posso cederla ai miei figli, posso cederla, oggi si può cedere anche agli istituti finanziari, agli istituti bancari. Allora, diciamo che è un sistema che deve ripensarsi, e quando parlavamo di circolarità è proprio in questo senso, no? Cioè oggi tutte queste componenti devono mettersi assieme. Io penso che siamo di fronte ad una nuova stagione in questo senso, e se c'è la volontà di tutti è il momento per farlo, è il momento per farlo. Una battuta solo perché siamo proprio in chiusura. Presidente, il suolo come sicurezza vi vede coinvolti ma anche responsabili. Che avete qualche intento in modo particolare di coinvolgimento di categoria, dove ci vedono anche le istituzioni? Il problema è questo: i grandi interventi, le grandi opere per mettere in salvaguardia il suolo e il territorio inteso in fase estesa non può essere una cosa di nostra competenza, quantomeno. Noi, però il costruire bene, costruire, le spiego, se io progetto una casa o progetto un tetto o progetto un sistema fognario per un certo tipo di precipitazione e mi trovo che invece mi cade giù nello stesso periodo 8 o 10 volte la stessa acqua, è logico che adesso lo facciamo in maniera diversa, non so, questo assolutamente è. Però poi il concetto è come ci troviamo spesso, magari quando è ora di consegnare allo scarico pubblico facciamo degli non ritorni per evitare che l'acqua invece di andare via ci torni a casa. Allora noi, per quel che riguarda noi, il tema è assolutamente una certa attenzione e una sensibilità molto alta per essere all'altezza sia come temperature che come precipitazioni. Poi la cosa è una grande sfida della politica, perché ovviamente questa cosa, sì ok, il costruito e quant'altro, però mi permetta, siamo qui a parlare di Veneto bello perché il Veneto si è costruito con questo modello, attenzione, casa, capannone, ok, va tutto bene, ma è quello che ci ha dato la base per poter dire siamo la locomotiva, perché guardiamo dietro, critichiamo, ma guardiamo un attimo anche cosa ha portato questa cosa, per cui la capacità imprenditoriale, lo sviluppo delle persone, la voglia di mettersi in gioco. Però cambia, come dire, lei cambia tutto velocemente, bisogna ripensare questo è il tema. Anche perché poi maggior traffico veicolare nelle città, inquinamento che si voglia. Assessore, così la battuta di chiusura la lascio a lei a questo punto. Sulla sicurezza idraulica, ricordiamo le alluvioni del 2010, che abbiamo tutti ben presenti cosa sono significate per le province di Verona, la città di Vicenza, di Padova, molta parte della provincia di Padova. Sono stati fatti anche più recenti, investimenti, anche più recenti, ma eventi di quella portata fortunatamente non si sono ripetuti, e devo dire che la Regione si è subito attivata, ha fatto interventi molto importanti, sono stati costruiti dei bacini di laminazione, sta lavorando ancora in questa direzione, sono state investite decine di milioni di euro per la prevenzione, e quindi sicuramente è un lavoro che è stato articolato, complesso, che dovrà proseguire, ma che sta, secondo me, creando le basi per una sicurezza sulle grandi infrastrutture. Per quanto riguarda invece il modello di sviluppo del Veneto, non possiamo pensare che il Veneto dei 575 comuni, delle 3.700 ville venete che rappresentavano magari i primi punti di riferimento intorno a cui si costruivano poi le comunità locali del territorio, non possiamo pensare che questo modello, che è stato un modello di successo, possa cambiare e che noi diventiamo un qualcosa di completamente diverso, con delle conurbazioni omogenee diverse che esistono in altri territori. Noi dobbiamo saper reinterpretare un modello vincente che è il modello veneto, e lo possiamo reinterpretare in modo corretto e giusto solamente se riusciremo ad ascoltare quelle che sono le esigenze di oggi, del futuro, se sapremo riuscire a farlo parlandoci tra di noi con le nostre associazioni. E qui io penso che oggi, come diceva prima il professore, ci sono anche delle congiunture positive da un punto di vista normativo e da un punto di vista economico e sociale. Assolutamente, questo è fondamentale, quindi i presupposti ci sono, poi bisogna
informare di tutte le opportunità che ci sono anche i cittadini, perché effettivamente non tutti conoscono tutto, abbiamo visto che delle leggi ci sono importanti, fare cultura, una cultura nuova che si deve diffondere. Detto questo, io purtroppo vi devo lasciare perché il tempo vola, grazie a voi di aver partecipato a questo momento di approfondimento, ai nostri telespettatori come sempre di averci seguito e noi come sempre ci rivediamo domani. Buonanotte, grazie. Grazie a voi.